Equilibri, equilibrismi ed equilibristi precari in questo filo sottile, invisibile, nemmeno tanto della politica regionale in Calabria in attesa delle elezioni che saranno il prossimo 26 gennaio, quindi all'inizio del 2020, perché se nel PD nazionale ancora si è alla ricerca spasmodica del candidato, quello giusto, quello che soprattutto è disposto ad accettare le condizioni di una segreteria nazionale, ma anche del commissariamento in Calabria e soprattutto provando a ottenere dei consensi per quelli che poi sono i vertici del partito in Calabria, e questo è un primo dato. Poi c'è dall'altra Oliverio che continua imperterrito la sua battaglia alla ricandidatura, mentre nel centrodestra cosa succede? Nulla, perché si aspetta ovviamente l'incontro romano, quello risolutivo, quello che potrà mettere d'accordo sia la Meloni che Berlusconi, che ovviamente Salvini, che dovranno individuare un candidato unitario per appunto correre alle prossime elezioni, a quelle che saranno le prossime sfide. Si continua anche con Tanzi, si continua anche con Nucera, si continua con coloro i quali stanno combattendo questa battaglia in previsione di quella che dovrà essere una tornata elettorale importante di una Calabria che vive di continui problemi, mentre il Movimento 5 Stelle, che sembrava essersi arreso e quasi defilarsi da questa competizione elettorale sia in Emilia Romagna che in Calabria, invece attraverso la democrazia partecipata che è ispirata al filosofo Rousseau, per l'appunto poi in rete contraddicono quello che è il pensiero del segretario nazionale e addirittura dicono che bisogna scegliere un candidato che in Calabria pare essere, nelle ultime ore, quello del professor Aiello, un docente universitario che verrà candidato per l'appunto alla carica di governatore in Calabria da parte del movimento. Ma intanto cosa succede? Noi siamo qui ancora una volta a raccontarvi i fatti di questa settimana in Calabria, quelli più salienti, quelli che riguardano i problemi che viviamo nel quotidiano soprattutto, perché siamo un settimanale di informazione. Allora partiamo con i titoli. Banco Alimentare della Calabria, 17.700 i minori indigenti nella nostra regione. Banca Italia certifica, crescita lenta ed occupazione in calo. Calabria, ultima in Europa, solo il 29% dei laureati trova lavoro a 3 anni dalla laurea. Calabria Verde, stabilizzati 203 dipendenti ex LSU LPU. E quindi questa è la scaletta che percorreremo per raccontarvi di problemi che sono relativi ovviamente all'occupazione, al lavoro, trasversalmente nei diversi settori. Ovviamente ci sono quelli più nevralgici, come abbiamo detto, e che tratteremo nel corso di questo numero relativamente anche alla sanità. Ma partiamo con un primo dato sconcertante che è relativo al lavoro, quindi anche all'economia, perché pensate che rispetto a 3 anni fa il Banco Alimentare dice che in Calabria in questo momento sono 17.700 i minori che versano in uno stato di indigenza. Sono oltre 17.700 i minori fino a 15 anni che in Calabria ricevono alimenti di prima necessità da parte del Banco Alimentare regionale. Sono i dati diffusi proprio dal Banco Alimentare della Calabria in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un dato che fa riflettere perché è in forte crescita. Infatti in 3 anni si è triplicato, nel 2016 erano 7.500 i minori indigenti, che sono vorticosamente aumentati con il passaggio del tempo. Nelle regioni meridionali le famiglie fanno molto più fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, per questo, fanno sapere dal Banco Alimentare, rivolgiamo un'attenzione più particolare ai minori. Questa triste fotografia deve indurre ad una riflessione su come è cambiata la povertà nella nostra regione, sostiene Gianni Romeo, direttore del Banco Alimentare della Calabria. Se prima erano soprattutto gli anziani a chiedere un aiuto, ora sono le famiglie a dover fare i conti con uno stipendio che non basta più a riempire il frigo e la dispensa. Stiamo lavorando, ha sostenuto, molto nelle scuole e continueremo a farlo perché chi ha tanto impari a non sprecare e chi può capisca l'importanza di donare a chi è meno fortunato. Il prossimo 30 novembre anche in Calabria si svolgerà la giornata della colletta alimentare. Centinaia di volontari coinvolti raccoglieranno generi di prima necessità che saranno distribuiti alle famiglie che ne faranno richiesta tramite gli enti caritatevoli più prossimi. E questa è una cartolina che dovremmo restituire proprio in previsione di quelle che saranno le prossime elezioni regionali, perché il dato è allarmante, soprattutto perché è scarsa è l'occupazione, soprattutto c'è un'alta tassazione e una pressione fiscale che è alle stelle ormai per quello che riguarda la nostra nazione, soprattutto non pensando che c'è un'Italia che ha più velocità, ma se poi parliamo del fatto che il lavoro che c'è in Calabria è anche precario,
e allora il dato è tratto. C'è un dato infatti di Banca Italia che certifica che la crescita nella nostra regione è lenta, ma soprattutto che l'occupazione è in forte calo. Se dovessimo darvi prima le buone notizie rispetto alle cattive, avremmo qualche difficoltà a trovarle, perché nel rapporto sull'andamento dell'economia in Calabria di cose positive ce ne sono davvero poche. Banca Italia certifica il rallentamento della crescita della nostra regione e paga dazio in un momento in cui l'intero sistema stenta. È un rallentamento che già era stato registrato nel finire del 2018 e che è in linea con quello che è l'andamento dell'economia del Paese. Questo rallentamento come si è tradotto? Non uguale in tutti i comparti e in tutti i settori, di sicuro nell'ambito dell'industria è andato abbastanza positivamente, l'andamento si può registrare qualche segno positivo, meno positivo negli ambiti dei servizi, escluso il turismo, e delle costruzioni. Come si è tradotto? Si è tradotto sicuramente in una mancata realizzazione delle decisioni di investimento o comunque in un contenimento di queste decisioni. Il trend negativo non aiuta l'occupazione, che registra una flessione in controtendenza con il dato leggermente positivo a livello nazionale. Questa frenata della marcia di recupero che era stata registrata negli ultimi anni, tutte le occasioni in cui ci siamo incontrati abbiamo parlato di questo lento avvicinarsi o comunque di tentare di contenere quelli che sono i divari, se non addirittura di ridurre, adesso ha avuto una frenata. Infatti lo vediamo dal punto di vista dell'occupazione, dove questo divario si è addirittura lievemente ampliato. D'altra parte la situazione degli investimenti non poteva purtroppo che tradursi in questo modo. Industria e turismo le ancore alle quali aggrapparsi, nella speranza che, come sottolinea Banca Italia, sia solo una frenata temporanea e che liquidità e misure di sostegno al reddito aiutino un nuovo rilancio. Le performance in linea con quelle del 2018, comunque positive delle imprese, delle aziende della Regione, hanno consentito di migliorare quello che è l'aspetto della liquidità e quindi questo potrebbe tradursi in futuri investimenti. C'è da aggiungere anche, a livello ovviamente di previsione, che le misure attualmente varate e rafforzate di sostegno del reddito e di contrasto della povertà potrebbero avere una buona influenza sui consumi e ricreare quel clima di fiducia delle famiglie che l'attuale rallentamento della crescita economica ha sicuramente frenato. Ed è chiaro che l'investimento, un opportuno investimento in quella che è la filiera dell'agricoltura, dell'enogastronomia in generale, poi supportata da un'operazione concreta e concertata su turismo e cultura, potrebbe aiutare con delle misure opportune, delle azioni mirate e controllate ad uno sviluppo maggiore. Intanto questi sono i dati, ma fa eco un altro allarmante dato, perché la Calabria ha un altro triste primato. Siamo ultimi in Europa perché solo il 29% dei laureati trova occupazione, pensate, a 3 anni dall'ottenimento della laurea. In Calabria solo il 29,1% dei laureati trovano occupazione entro 3 anni alla fine degli studi. La media italiana è del 59,8%, quella europea dell'83,5%. Detta così, potrebbe significare che il pezzo di carta è quasi inutile nella nostra regione, un vero e proprio spot contro lo studio e la formazione, ma per sgombrare subito il campo da questa lettura negativa dei dati Eurostat e pericolosa per i nostri ragazzi, sposiamo in toto quella proposta dall'economista Francesco Aiello, che vede nella bassa domanda di lavoro delle imprese la causa della scarsa occupazione dei giovani laureati calabresi. Laurearsi conviene, dice Aiello, mostrando un grafico relativo ai livelli retributivi dei soggetti con diverso titolo di studio che premia chi è in possesso della laurea. La conferma arriva analizzando la situazione lavorativa nelle regioni del sud se in tasca sia solo il diploma di scuola superiore. Entro 3 anni alla fine degli studi risulta occupato in Italia il 48,9% dei ragazzi, contro il 76,5% della media europea, ma se in Germania in media entro 3 anni ha trovato lavoro il 90,3% dei ragazzi diplomati, in Sicilia risulta occupata appena una persona su 5, il 22,2%, mentre in Calabria va un po' meglio, sono il 28,6%.
E ancora, spulciando l'analisi dell'Eurostat si scopre, ma non stupisce più di tanto, che il paese nel quale è più facile trovare lavoro è la Germania, con il 93,7% di occupati a 3 anni dal titolo, in media il 97,7% nella regione di Luneburgo, nella Bassa Sassonia. Per le ragazze poi al sud è una vera e propria debacle. Per le donne laureate la percentuale più bassa di coloro che sono occupate a 3 anni dal titolo è proprio in Calabria, con appena il 21,6%, mentre in Sicilia sono il 29,1%. Per le donne europee laureate la media di occupate a 3 anni dalla laurea è dell'82,1%, mentre in Italia è del 58,1%, con la provincia di Bolzano all'82,6%. E mentre in media in Italia si sono guadagnati oltre 11 punti nel 2014, la Calabria ha fatto passi indietro, perdendo quasi 5 punti rispetto al 2017 e oltre 3 sul 2014. Quindi un fenomeno che riguarda non solo l'emorragia per ciò che concerne la migrazione sanitaria, quindi tanti soldi che non vengono reinvestiti nel nostro sistema sanitario, ma in quello ovviamente delle altre regioni del nord Italia, dove si fanno per l'appunto i viaggi della speranza, ma il fenomeno della migrazione relativamente al lavoro dei laureati anche delle 3 università, dei 3 atenei calabresi, devono andare via perché non riescono a essere intercettati o comunque a intercettare quella che può essere una domanda, un'offerta di lavoro dopo un percorso di studi che ovviamente ha dato loro la possibilità di essere più professionalizzati. Ma parlando e cambiando argomento, ma parlando sempre di lavoro, c'è un altro tema che noi abbiamo affrontato perché è relativo a un punto nevralgico delle nostre aziende ospedaliere, degli ospedali in particolare o di quelli che sono rimasti aperti, che è il servizio del 118. Tra mezzi che non funzionano, ma soprattutto pensate che il precariato in questo settore sfiora il 95%, il 118 in Calabria è a rischio chiusura. C'è il rischio di un abbandono di massa dei medici del 118 in Calabria. L'allarme in una lettera inviata al commissario Saverio Cotticelli dal presidente nazionale del 118 Mario Balzanelli. Il 95% dei medici dell'emergenza territoriale nella nostra regione, quasi tutti dunque, è precario e i sistemi informatici delle centrali operative sono fermi. Pensate a 22 anni fa. Le ambulanze troppo vecchie non vengono sostituite allo scadere del chilometraggio massimo consentito dalle norme. Tutto scritto e documentato, una situazione a rischio non solo per gli operatori ma per gli stessi pazienti, in particolare i camici bianchi. Il 95%, lo ribadiamo, versa in condizioni di permanente precarietà lavorativa. Il 65% di questi, pur essendo da molti anni titolare del rapporto di lavoro a convenzione a tempo indeterminato, attende il passaggio alla dipendenza, mentre circa il 30%, pur in servizio da diverso tempo, sempre con rapporto convenzionale, non risulta neppure titolare del ruolo. La Regione Calabria, si ricorda nella missiva, non ha mai disposto una sanatoria, eppure si tratta di medici che notte e giorno lavorano sulla strada, sono quelli che intervengono nelle emergenze e negli incidenti stradali. Da loro spesso dipende la vita o la morte di una persona, un servizio indispensabile nella Calabria degli ospedali sempre più vuoti di personale. Quasi non bastasse la situazione di indigenza in cui versano ovviamente i pronto soccorsi e gli ospedali aperti, con una riduzione di personale e soprattutto a dover affrontare tantissime richieste per diversi motivi, ma coloro i quali prestano servizio sulle strade, il primo soccorso, quello che abbiamo sentito in questo servizio è fondamentale, è un salvavita per molte volte, sono in questa condizione. Ma ancora sanità a fare da padrona in questo numero di Seven, perché il prossimo servizio riguarda un importante ospedale della nostra regione, che è quello dell'Annunziata di Cosenza, perché pensate che dopo circa 20 anni di servizio sono stati licenziati. Adesso un importante ufficio, che è il CUP, è a rischio chiusura. Loro sono i lavoratori della cooperativa SEAT, 54 in tutto. Da 20 anni svolgono mansioni amministrative all'interno dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Mandano avanti il CUP, l'ufficio ticket, il call center, il laboratorio analisi, servizi essenziali che però rischiano di bloccarsi. La proroga del contratto scadrà il 30 novembre, ma ancora non si ha nessuna notizia della nuova gara e questi lavoratori hanno già ricevuto la lettera di licenziamento e oggi hanno attuato un sit-in davanti alla sede della cittadella regionale a Catanzaro.
Fra 10 giorni scade il nostro contratto, ma non abbiamo mai avuto un confronto con nessuno. Se ci danno ascolto, almeno cercheremo di capire le motivazioni per cui ci stanno mandando a casa. Non hanno risposto nemmeno le organizzazioni sindacali e non si sono degnati nemmeno di rispondere al prefetto. Quindi non riusciamo a capire il silenzio di tutte le istituzioni. Allora cosa accadrà? Chi garantirà l'importante servizio di prenotazione e di prestazione ospedaliera all'Annunziata di Cosenza? Cosa ne sarà di questi lavoratori? Al momento silenzio, tutto sospeso. Non è giusto che per 20 anni abbiamo coperto i servizi dell'azienda ospedaliera e non è giusto che adesso ci sia questo silenzio, che nessuno ci dia una risposta. Siamo persone comuni, siamo persone che abbiamo sempre fatto il nostro dovere, abbiamo sempre lavorato e in questo momento ci sentiamo abbandonati al nostro destino. Siamo tutti padri e madri di famiglia. A 45 anni nessun altro ci darà mai un altro posto di lavoro. Ci state condannando alla fame, alla miseria, alla mancanza di dignità. Qualcuno ci dia una risposta. Noi vogliamo solo conservare il nostro posto di lavoro. Quindi questo è il fatto, ma restando a Cosenza, sentite, prestate attenzione al prossimo servizio. Lunghe code all'ufficio ticket, disagi per gli utenti. Se dovete fare un prelievo all'Annunziata di Cosenza, armatevi di pazienza, ma di tanta pazienza. Queste immagini girate stamattina da una nostra telespettatrice con il telefonino testimoniano le lunghe file. Ore 10:18, il display segnala il numero 65, lei ha 172 come numero di prenotazione. La media ci dice di un prelievo è 40 minuti, fate un po' voi i conti. C'è gente fuori, nelle salette, addirittura qualcuno ha pensato di arrivare presto, alle 7:30, nella speranza di riuscire a sbrigarsi presto, ed invece no, si resta prigionieri, ore di attesa per essere chiamati. La disavventura della nostra telespettatrice finisce circa 3 ore dopo, quando finalmente l'infermiera effettua l'esame. Gli operatori sono pochi, fanno il possibile, lo spiegano agli utenti di essere stati decimati da quota 100, colleghi che sono andati in pensione e non sono stati sostituiti. Inoltre chi ha l'esenzione con le ristrettezze imposte dai laboratori privati si riversa sull'ospedale, conseguenze disagitanti per chi ha bisogno delle prestazioni. Insomma, se si lavora è necessario prendere un giorno di ferie per poter fare un'analisi. Molti rinunciano a curarsi, una regione, la nostra, sul fronte della sanità, in cui è impossibile ammalarsi. Capite bene quindi che c'è questa impossibilità, quella di ammalarsi, perché addirittura c'è chi deve prendere un giorno di ferie, cose che non è possibile ovviamente per tutti. E queste sono le cartoline che noi abbiamo inviato direttamente da questa nostro settimanale al commissario Cotticelli. Ma problemi di lavoro, perché la pagina del lavoro è veramente ricca questa settimana, purtroppo non di buone notizie, o per la maggior parte, nella maggior parte dei casi non sono buone notizie. E ci sono anche a rischio degli altri posti di lavoro che sono relativi al personale che si deve occupare delle pulizie all'interno degli istituti scolastici. Hanno fatto un sit-in a Catanzaro. Un centinaio di addetti alle pulizie delle scuole hanno attuato un sit-in davanti all'ufficio scolastico regionale. Sono arrivati a Catanzaro da tutta la Calabria perché dal 1° gennaio prossimo molti di loro rischiano di rimanere senza lavoro. Fino ad oggi i lavoratori e i servizi svolti sono stati tenuti in piedi grazie alle somme destinate dallo Stato attraverso appalti pubblici. Adesso però c'è un decreto legge che ha messo la parola fine agli appalti esterni alle scuole pubbliche, decidendo di stabilizzare e internalizzare i lavoratori. Una buona notizia? Per nulla, denunciano i sindacati. Perché è successo che ultimamente le aziende dove loro sono assunti, perché lavorano in appalto per conto del Ministero dell'Istruzione, hanno mandato le lettere di licenziamento collettivo. Quindi rischiamo una macelleria sociale, perché rischiamo a fine anno di trovarci 1200 licenziamenti in Calabria e sono già stati avviati. I sindacati chiedono adesso al governo di farsi carico dell'avvertenza per scongiurare i licenziamenti e per fare in modo che tutti i lavoratori vengano stabilizzati dal 1° gennaio 2020. È un decreto che penalizza e mortifica tutti i lavoratori, perché prevede la stabilizzazione di circa il 70% dell'attuale forza lavoro. Sono persone, sono lavoratori che hanno buttato una vita in questo servizio, sono lavoratori che svolgono un servizio rivolto a bambini,
sono lavoratori che hanno il diritto di essere stabilizzati. Il decreto emanato dal Ministero del Lavoro non prevede ciò. Proviamo a fare una somma, quindi questi sono altri 1200 lavoratori a rischio, in un settore delicato, nevralgico, rivolto ai bambini, rivolto alle scuole. Ma cambiando non migliora, c'è un'altra vertenza aperta che è quella relativa ai tirocinanti, e anche loro non sono andati a chiedere il candidato alla regione, ma hanno fatto come una protesta, un sit-in di fronte alla cittadella regionale. Loro sono ex percettori di mobilità in deroga, tirocinanti negli enti pubblici e privati. Ancora una volta hanno attuato un sit-in davanti alla sede della cittadella regionale a Catanzaro per chiedere certezze sul loro futuro occupazionale, ed esplode la rabbia di circa 200 precari che in segno di protesta hanno depositato a terra le schede elettorali. Io non la voglio più la tessera elettorale, perché non ho chi mi rappresenta, né in Italia né in Calabria, da nessuna parte. Con i tirocini di inclusione sociale, dicono, dopo 12 mesi diventeranno tutti disoccupati. La Regione Calabria con i sindacati non hanno rispettato l'accordo quadro dell'anno 2016, quindi noi da ex percettori di mobilità in deroga siamo andati a finire a ex disoccupati percettori di mobilità in deroga. Hanno fatto una grandissima discriminazione per noi. L'accordo quadro che cosa diceva? Che dovevamo fare la formazione, dovevamo fare il perfezionamento e poi essere inseriti nel mondo del lavoro, invece adesso ci hanno buttati in un bacino di disoccupati. Sono lavoratori diventati ormai indispensabili per garantire i servizi in molti enti. Per noi sono una grande risorsa, sono persone che realmente hanno dato un grande aiuto, e io penso che questo bando si deve in qualche modo rimodulare, rivedere, per dare la possibilità a loro di avere un percorso tranquillo, sereno e arrivare finalmente alla fine del precariato. Questi lavoratori contestano tra l'altro il pagamento dei tirocini ogni 3 mesi, rivendicando il pagamento mensile, e chiedono anche un incontro con il Presidente della Regione per avere chiarimenti sulla loro vertenza. Noi sono mesi che inviamo PEC, noi facciamo in continuazione richieste di chiarimenti, delucidazioni, informazioni, sono mesi che c'è il vuoto totale. Se non arriva il Presidente da qua non ce ne andiamo, comunichiamo al Presidente che dopo di qua andiamo a Roma, andiamo sotto il Ministero. Quindi capite bene che gli stessi uffici che ospitano i tirocinanti dicono che loro sono indispensabili, però non si riesce ad aprire un dialogo, non si riesce a risolvere questa vertenza. Qualora non bastasse, cambiamo settore, ma parlando sempre di lavoro, perché ci spostiamo e andiamo a sud in Calabria, nella Locride, perché è lì che si trova Locride Ambiente, e ci sono i lavoratori per l'appunto di Locride Ambiente, che serve un territorio molto vasto, che sono senza stipendio da mesi. Si inasprisce il confronto fra i lavoratori di Locride Ambiente aderenti al sindacato autonomo SLAI Cobas e l'azienda che ha in 15 comuni della provincia di Reggio Calabria l'appalto per la raccolta differenziata dei rifiuti. La notte scorsa le mogli di alcuni dipendenti hanno bloccato i cancelli e il capannone della società nella zona industriale di Siderno e hanno dato inizio ad una singolare forma di protesta che è proseguita in contemporanea con lo svolgimento dello sciopero indetto da SLAI Cobas. Mentre i dipendenti si astenevano dal lavoro, le loro consorti hanno continuato a presidiare i cancelli per gran parte della giornata. Alla base di questa iniziativa l'asserito ritardo del pagamento di alcune mensilità, 4 secondo il sindacato, abbondantemente sotto la soglia dei 3 mesi secondo l'azienda. Locride Ambiente in molti comunicati ha evidenziato che i ritardi sono causati dal mancato pagamento delle quote mensili dovute dai comuni, motivazioni che non convincono SLAI Cobas, che ha deciso in un'azione quasi ad oltranza. Nelle settimane scorse il livello di scontro ha raggiunto livelli alti, nel mirino la D oggetto di insulti. L'azienda ha reagito a muso duro e ha palesato il pericolo che sia in atto una strategia di delegittimazione. Si è arrivati ad oggi con la manifestazione di protesta. Alle 13 nella sede legale della società il presidente Giovanni Gerace ha convocato la stampa stigmatizzando il comportamento del sindacato, ma anche manifestato la volontà di regolarizzare il pagamento degli stipendi, ribadendo la solidità dell'azienda. Che speriamo avvenga quanto prima possibile, la regolarizzazione degli stipendi, anche perché non possono essere legati all'erogazione dei pagamenti da parte dei comuni, perché quello è vero, devono avvenire, ma un imprenditore privato deve in ogni caso farsi carico del pagamento degli stipendi e poi è chiaro, dovrà manifestare
presso le istituzioni pubbliche per ottenere ciò che deve. Chiudiamo con questa pagina sul lavoro, ma chiudiamo anche questo numero di Seven con una che ci sembra una buona notizia, perché si parla di Calabria Verde, nonostante poi negli ultimi anni è stata nel mirino e quindi nel ciclone di tantissime polemiche divampate, ma in questo caso la buona notizia è che sono stati stabilizzati 203 dipendenti che erano ex LSU LPU. Calabria Verde ha concluso il processo di stabilizzazione dei 203 dipendenti facenti parte degli ex LSU LPU provenienti dalle ex comunità montane che nell'aprile del 2016 erano transitati in Calabria Verde. Così Aloisio Marigiò, commissario straordinario dell'ente strumentale della regione che si occupa di forestazione, in una lettera inviata al governatore Mario Oliverio. L'iter procedimentale seguito non è stato facile, scrive il commissario Marigiò. È stato necessario conciliare le esigenze economiche e amministrative dell'azienda e le aspettative di un consistente numero di lavoratori che da circa 20 anni, in conseguenza di scriteriate scelte, erano immersi nell'atavico fenomeno del precariato. Ad ognuno di loro, tra l'altro, rileva il commissario di Calabria Verde, era preclusa la possibilità di cumulare oneri previdenziali, cosa nel 2019 assurda. La stabilizzazione dei 203 dipendenti per Marigiò però è solo il primo passo. Adesso si dovrà guardare al futuro con due obiettivi. Il primo è quello che a questi lavoratori ancora oggi part-time venga assicurato un maggior numero di ore. Il secondo è che si pensi a qualcosa che consenta il recupero di almeno parte dei contributi previdenziali che sarebbero loro spettati se considerati sin dall'inizio del loro percorso lavoratori normali. L'auspicio, conclude Marigiò, è che in futuro non si debbano più vedere piangere dipendenti con 3 o 4 familiari a carico in profonda difficoltà per non aver potuto soddisfare esigenze primarie dei loro figli. Siamo giunti al termine di questo viaggio settimanale che ogni settimana compiamo in mezzo a voi, con voi per raccontarvi ciò che la nostra redazione giornalistica raccoglie come dati salienti di quella che è la caratterizzazione dell'informazione regionale relativa a tutti i fenomeni che possono riguardare tutti quanti noi. Questa è TEN. Sta sul 10, ve lo ricordiamo. Prima di salutarvi però, come ogni settimana, vi invitiamo a quelli che sono gli appuntamenti importanti. Leggete un po' i cartelloni che sono sparsi nei teatri di tutta quanta la regione, da Reggio Calabria a Catanzaro, passando per Polistena, ma anche alla Lamezia, e poi arrivando a Cosenza, dove ci sono tanti teatri e tante programmazioni, come quella del Rendano, ma anche il Garden. Vi segnaliamo un appuntamento che è relativo al prossimo 3 e 4 dicembre, quando in esclusiva regionale saranno protagonisti sulle tavole del Teatro Auditorium Unical una grande compagnia, la LDF, la compagnia di Luca De Filippo, con 2 grandi protagonisti, da una parte Gianfelice Imparato, dall'altra Carolina Rosi, con la regia di Roberto Antò, in uno dei testi più importanti, la drammaturgia di Edoardo, che è Ditegli sempre di sì. 3 e 4 dicembre prossimo al Teatro Auditorium Unical. Vi salutiamo, questa è TEN, ve lo ricordiamo, 98% di informazione quotidiana per voi, il canale è il 10, per cui non cambiatelo.